15 anni di crescita professionale ripercorsi venerdì in una serata di gala nella cornice di Palazzo Zenobio, già sede del collegio armeno Morat Rafael a Venezia. Il quarantenne Luigino Gigi Cassan, amministratore unico della Dogaressa Catering, realtà tutta veneziana nonostante Cassan vanti origini friulane, ha infatti personalmente illustrato il costante impegno e la ricerca di nuove proposte, che hanno permesso di imporsi in un settore particolarmente attivo. La Dogaressa non si occupa solo di ricevere e servire illustri ospiti a tavola. Da alcuni anni si è specializzata, grazie alla collaborazione di esperti del settore, anche nella realizzazione di allestimenti all'avanguardia. Durante l'evento, che si è tenuto sia nel meraviglioso giardino di Ca' Zenobio come anche nel Salone degli Specchi, al primo piano nobile affrescato da Louise Dorigny, Luigino Cassan ha consegnato dei riconoscimenti al suo staff, che in questi anni lo ha affiancato e grazie al quale molti eventi sono diventati happening ripresi anche da televisioni nazionali come estere. Hanno ricevuto una targa Tiziana Sabba, sua instancabile collaboratrice, Nico Vian e Giorgio Scaramal, rispettivamente maître e chef. Un ringraziamento è andato anche a Ettalisa Besaldella, Antonia Sauter, Roberto e Michele Munaretto, Massimo Monico, Igino Bullo, Vartan e Samuel del Collegio Armeno, Giovanni Bertoli e Vladimiro Speranzon. È un traguardo importante perché siamo partiti nel 1994, quindi l'azienda è cresciuta un po' alla volta, si è uniformata un po' al mercato, abbiamo lavorato in diversi settori e adesso siamo arrivati questa sera a festeggiare questi 15 anni con appunto sacrifici, con lavoro, con dedizione, con anche moltissime soddisfazioni. E quindi sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo e sono contento soprattutto degli ospiti e delle persone che sono venute questa sera a festeggiare insieme con noi. La Dogaressa Catering annovera tra la sua clientela nomi importanti del gotha della finanza, dell'imprenditoria, della politica, della cultura e della moda. Ma anche i divi e le star di Hollywood sono affascinati dall'estro e dal talento di Luigino Cassan e dalla professionalità di tutti i suoi collaboratori. È il caso di Robert De Niro, Jeremy Irons, Julian Schnabel, Naomi Campbell, Steve McQueen. Tra i suoi selezionatissimi VIP c'è anche un importante sceicco arabo che si è appassionato della cucina veneziana e veneta, come è rimasto entusiasmato dal baccalà che sapientemente viene preparato dagli chef della Dogaressa. Robert Paulette, presidente di Gucci Group, ha voluto proprio Cassan per le edizioni lagunari del Gucci Award a Palazzo Grassi. Quello che mi ha fatto rabbrividire quando abbiamo iniziato nel 1995 è stato Henry Kissinger e Giovanni Agnelli, per il quale abbiamo servito un pranzo e una cena di gala molto bella per 40 persone, molto up, diciamo così, molto VIP, o chiamiamole, però che hanno dato lo stesso nonostante fossero delle persone molto importanti, sono state le persone forse le più leggere, le più facili da servire.
perché capiscono la qualità del prodotto, sanno come ci si comporta e come ci sta a tavola, e quindi è stato un piacere immenso. Poi nel corso degli anni abbiamo servito Gucci, abbiamo fatto l'inaugurazione della Torre dell'Orologio a Venezia con Claudia Cardinale, con il ministro Rutelli, abbiamo servito delle cene per Berlusconi, abbiamo servito delle cene per il ministro Tremonti, ce ne sono tantissime, però quella che, come ho detto prima, voglio ricordare più di tutto è stata questa cena a Palazzo Labia, che è stata una cosa molto molto bella e che ancora ricordo. La serata ha avuto anche un risvolto di solidarietà. Molti sono stati gli ospiti che hanno devoluto delle offerte per sostenere le numerose attività del Comitato Veneto dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.